C'è area di tempesta in casa Akragas dopo un periodo apparentemente sereno, suggellato dalla nascita di una nuova società con personaggi molto stimati in città. Con un messaggio forte e deciso, il vicepresidente Gero Bruccoleri ha infatti deciso di rassegnare le proprie dimissioni, scrivendo testualmente: ragazzi, rivolgendosi ai tifosi, mi dispiace comunicarvi che, avendo letto 2 minuti fa un messaggio ricevuto su WhatsApp, da questo istante non farò più parte dell'Acragas, o meglio, di questa Acragas. Nessun sopravvenuto impegno, né forse sopravvenuta consapevolezza, spiegherò a giorni in dettaglio i motivi. Un messaggio, non sappiamo di quale rilevanza, ha consigliato l'ormai ex vicepresidente a fare marcia indietro in attesa di tempi migliori. Nei giorni scorsi lo stesso Gero Brucculieri si era fatto promotore di un tentativo di coinvolgimento dell'ex presidente Silvio Alessi per il rilancio in grande stile del club biancazzurro, senza tuttavia aver raggiunto lo scopo. Sarà questa la chiave di tutto che ha scatenato le ire di qualcuno che ha poi messaggiato e aspramente con lo stesso Brucculeri costringendo a dimettersi? Nei prossimi giorni potrebbe esserci un chiarimento pubblico in sala stampa, ma in questo momento l'Acragas alla ripresa del campionato perde un tassello dirigenziale e ciò sta scatenando la fantasia dei propri tifosi sui social. Si parla insistentemente dell'ingresso di nuova forza dirigenziale. Cosa ci può dire? Ma ci stiamo muovendo in questo senso e abbiamo notato nell'ultimo periodo qualcuno che invece di stare affacciato alla finestra comincia a entrare dalla porta. Stiamo programmando delle nuove entrate e io penso che sia un fatto importante, al di là di contributi e di casse, ma anche di distribuzione del lavoro all'interno della società, di coinvolgimento delle persone, perché ogni persona che viene porta 10 tifosi e 10 amici dietro, i colori sono più belli, più splendidi e spero possa tornare quanto prima la vecchia Agragas da però mantenersi nel tempo bella.